Il tema che abbiamo scelto è quello delle emozioni. Quando ci siamo visti con gli altri preti e con Barbara, tra le varie opzioni è stata scelta questa perché ci sembra che oggi intanto le emozioni abbiano una parte decisiva, fondamentale nella vita, ma che spesso i bambini e i ragazzi non sono così aiutati o abituati a leggerle, a decifrarle, a riconoscerle. E allora abbiamo pensato così, di dedicare questo tempo del campo proprio a questo, riconoscere le emozioni che ci abitano. Abbiamo usato l'immagine del mare, è come se le emozioni fossero queste onde che spesso dentro ci attraversano, a volte in modo anche più agitato, a volte in modo più calmo, ma ogni onda appunto è un'emozione da riconoscere, da dare ad essa un nome e possibilmente imparare un po' a gestirle, ecco, non farcene travolgere. E in questo viaggio, appunto, questo tuffarci nel mare delle emozioni, abbiamo scelto Pietro nella sua relazione d'amicizia con Gesù, con il quale appunto ha condiviso tante emozioni diverse che il Vangelo registra, e ogni giorno un episodio appunto dell'amicizia di Pietro con Gesù ci fa scoprire emozioni diverse. Il tema delle emozioni è stato un tema appunto molto sentito dai ragazzi. Sono esperienze che loro fanno e abbiamo riscontrato spesso anche una loro incapacità di gestire le emozioni, soprattutto parlando di rabbia, e soprattutto è stato un po' più difficile farli, come dire, un po' entrare nel loro profondo, farli un po' toccare emozioni che a volte non sono abituati a sentire o ad affrontare, anche a volte non vogliono neanche affrontare. Siamo partiti il primo giorno con l'emozione della paura, anche perché abbiamo scoperto che nella Bibbia è la prima emozione che compare. E forse davvero, anche venendo al campo, per tanti di loro sotto sotto c'è sempre anche un po' di paura. È stato però molto bello già ieri a questo campo dei discepoli poter nei gruppi condividere in un modo sorprendente le paure che ci abitano, scoprendo che è possibile dirlo senza vergognarci appunto di sentire paura, e che appunto condividendole già in qualche modo ci si libera. Ieri abbiamo fatto un'emozione, la paura, e ci siamo divisi a gruppi e nel nostro gruppo abbiamo fatto il tema della paura, ci siamo messi sopra un cartellone e ognuno ha scritto una propria paura e l'abbiamo condivisa senza sapere chi. Poi chi voleva poteva raccontare magari un'esperienza di una paura, e così ci siamo aperti. Alcuni si sono commossi e niente, è stato bello perché abbiamo un po' condiviso le nostre paure. Allora, è la prima volta che vengo in un campo e ho deciso di venire perché mi sarebbe piaciuto fare una nuova esperienza, provare una nuova esperienza, e posso dire che mi sto divertendo molto. Qua si fanno nuove amicizie e soprattutto si sta quasi sempre all'aperto e non si usano quasi mai le tecnologie a parte per chiamare casa, e si sta fuori tutto il giorno per giocare. E soprattutto non ci si annoia mai. Una cosa che mi piace fare qua al campo ma che non posso farla a casa è rubabandiera e lancia rossa, perché a casa non è che ho molto spazio per giocare a rubabandiera, soprattutto con i miei molti fratelli, e a lancia rossa proprio non ci posso giocare, se no faccio qualcosa di sbagliato. I miei giochi preferiti sono stregone, e mi piacciono molto, che facciamo sempre dopo la gita, e ce ne sono anche molti altri, tipo le bandiere, e quelli che facciamo al campo sono molti, tipo rubabandiera e così. Il mio momento preferito del campo è il pranzo e la cena, perché la Nunzia cucina troppo bene. Sì, è sempre un'esperienza bellissima, anche perché mangiano come le cavallette e comunque è bello, è un servizio che almeno che io faccio molto volentieri.
il campo non è solo un momento comunque di crescita per i ragazzi o comunque stare insieme, ma è proprio l'espressione di vita, di comunità della parrocchia. Assolutamente sì, direi che ci siamo sentiti accolti, Daniele ed io, e siamo venuti così perché aveva bisogno di cambiare, invece è stato un arricchimento per lui e anche per me, un arricchimento perché intanto non ci si trova dentro a un qualcosa di sterile, ma davvero nel cuore di una grande famiglia, e questo è quello che sentiamo noi adulti e spero che lo riusciamo a trasmetterlo anche ai ragazzi, perché questo è una cosa secondo me molto importante. Nel campo ci sono molti momenti di condivisione e per questo ci hanno diviso in molte squadre, così ognuno può tirare fuori il meglio di sé e ognuno può dire la sua, di cosa ne pensa del campo, di quello che magari di cosa si parla. E lo stare insieme non è solo con la squadra ma anche con le altre squadre mentre giochi, però nella squadra hai un momento molto più personale con tutti. È difficile essere sempre insieme ad altri, comunque anche se sono tuoi amici, comunque condividere tutti i momenti della giornata insieme ad altre persone? No, perché dopo un po' ti ci abitui e ti diverti anche, e quindi magari una persona che non conosci bene ma la conosci solo di vista, diventi veramente suo amico e inizi veramente a conoscerlo. L'esperienza del campo è una famiglia, una grande famiglia, e è un po' una famiglia ideale perché tutti collaboriamo al benessere di tutti. Mi sembra che ci piaccia fare piacere. Quest'anno abbiamo fatto un'esperienza bellissima portando con noi due persone in particolare disagio. Uno che ha vissuto tutto l'inverno a Casa Sunem, dove noi abbiamo delle camere che ospitano persone senza tetto. Lo abbiamo portato con noi e ci ha aiutato a lavare le pentole, i piatti, ed è stata un'esperienza bellissima per lui, ma anche per noi convivere con questa persona che ormai conosciamo da tempo, ma che però ha avuto sempre tanti problemi. E c'era anche un ragazzo, anche lui con problemi di disagio, che suona la tromba per hobby e che ci ha accompagnato i più piccoli, adesso non c'è, li svegliava al mattino con la tromba, ha suonato in chiesa insieme a loro e la sera quando giocavano faceva sentire il suo repertorio e i bambini lo hanno apprezzato moltissimo. È stata una delle cose più belle di quest'anno. Ecco. Allora, dai ragazzi io ho imparato, principalmente la capacità di stupirsi, a volte anche di piccole cose che un po' da adulti forse un po' si perde, e l'entusiasmo, l'entusiasmo e la loro freschezza sono sicuramente doti che alla loro età si hanno e bisogna solo riscoprire. Stando con loro, devo dire che ho riscoperto sicuramente lo stupore e la capacità di meravigliarsi anche di piccole cose. Ma il percorso del campo, innanzitutto dobbiamo sentirlo dentro il cammino delle nostre comunità, quelle comunità che si ritrovano la domenica per celebrare l'Eucarestia, e quindi il cammino del campo è proprio l'occasione per riscoprire l'incontro con Gesù. I tre campi, figli amati e perdonati, invitati, luce e discepoli, sono un'occasione per poi ritornare a Santa e proseguire il cammino dentro le nostre comunità parrocchiali. Il tema del campo è l'invito e l'abbiamo suddiviso in tre parti. Invito allo stare insieme,
al viaggio e saper vivere, cioè cosa vogliono fare nel loro futuro. Il tema del campo è c'è più gusto, perché qua diamo alla vita un po' più di gusto. Infatti stamattina abbiamo letto un Vangelo dove ci parlava che noi siamo il sale della terra. È la prima volta che vengo a un campo, visto che non ho mai fatto centri estivi così, e ho deciso di venire visto che mi sembrava un'esperienza bella stare lontano da casa con gli amici, gli animatori e guardare cose nuove. Sì, ho fatto nuove amicizie e mi diverto molto e sono felice di essere con i miei amici e spero di viverla a lungo. Al campo si gioca con dei giochi belli tipo Lanciarossa o quello che abbiamo appena fatto, che sarebbe passarci dei bicchieri in testa e cercare di passarci negli altri bicchieri. Il momento più bello è quando ci rincrociamo intorno al fuoco e così possiamo parlare e divertirci. Mi piace giocare, stare tutti insieme e poi mi piace fare i servizi con i miei compagni e fare le pulizie. Oggi, oltre al gioco, abbiamo pulito anche è come venire qua è come se come se diventiamo più grandi. Puliamo le stanze e ci prendiamo anche cura degli altri. A casa, come mai a casa quelle cose magari che si fanno al campo, di servizi, non si fanno? Perché a casa non si fanno questi servizi, perché lì ci sono i genitori e non ti chiedono niente. Qui invece ti diverti e intanto lavori. Il campo l'abbiamo organizzato nelle 2 settimane prima dell'inizio del campo e ci siamo visti per organizzare i microtemi che poi abbiamo messo insieme per fare il tema. Come vi trovate con gli animatori? Bene, sono simpatici e ti aiutano quando hai bisogno. La cosa forse più difficile nel passare dall'essere un animato a un animatore, almeno secondo me, è quella cioè che non ti devi riuscire a non
trasmettere il fatto che si è tutti alla pari, però senza essere, diciamo, superiori agli altri. In futuro mi piacerebbe fare l'animatrice perché mi piace far giocare le persone.